Eccoci qua, buon pomeriggio, anzi buona mattina a tutti, benvenuti a questa Radio.0. Logicamente oggi parliamo di un argomento particolare, Giro d'Italia. Infatti abbiamo in collegamento con noi niente proprio di meno che l'organizzatore proprio della tappa del Friuli Venezia Giulia, Andrea Kainer. Intanto benvenuto. Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, intanto questa tappa se ne sta parlando, insomma il tempo è lì che stiamo facendo, vedo tutte le preghiere, però è tutto confermato, quindi si farà, sarà bellissimo e sarà un'esperienza fantastica. Allora sì, innanzitutto ci tengo a dire che non sono l'unico organizzatore, ma diciamo faccio parte di un comitato organizzatore insieme a dei collaboratori straordinari, Paolo Urbani, Giuseppe Bazzana e tutto il comitato tappa, e quindi per questo tipo di organizzazioni qui ci vuole veramente un pool di persone in grado di far fronte a tutte le necessità per una tappa del genere che è veramente molto impegnativa. Come diceva lei, sicuramente questa tappa presenta delle difficoltà, delle specificità, ma glielo posso garantire, si farà senz'altro, si farà a tutti i costi, si farà per la nostra regione, la regione Friuli Venezia Giulia, che tanto si è impegnata in tal senso, e permettetemi anche perché per mio padre e per il lavoro che lui ha fatto per portare la tappa qui e per realizzare questo sogno. Insomma, quelle cose importanti, perché proprio insomma il babbo è stata una grande figura per il nostro territorio proprio negli eventi sportivi, e in questo caso adesso devi in qualche modo dimostrare questa altezza. La tappa del Giro d'Italia se ne parla sempre tantissimo, no? Si parla di bicicletta, c'è stati momenti alti e bassi nel Giro italiano in tutta Italia, ma in questi ultimi anni vedo che invece c'è di nuovo questo grande interesse, è di nuovo tornato l'amore per la bicicletta. Anche molti più sportivi vanno in bicicletta di quello che si usava insomma un paio di anni fa. Sì, sicuramente si percepisce questo, l'amore per la bicicletta, per l'aria aperta, per uno sport sano come lo è la bicicletta, il fatto appunto di stare all'aria aperta e poi di apprezzare i paesaggi che abbiamo anche qui da noi, e quindi questo ha contribuito sicuramente ad aumentare nuovamente la passione per questo bellissimo sport che è il ciclismo, e il Giro d'Italia ne è senz'altro l'emblema più importante a livello nazionale, a livello d'Italia, questo sicuramente. Cosa ci dobbiamo aspettare in questa tappa del nostro territorio? Così, non voglio spoiler, però qualcosina, se c'è qualcosa. Ma innanzitutto dobbiamo aspettarci un grandissimo spettacolo, augurandoci ovviamente che il meteo ci assista, che non sia il meteo di questi giorni, che sia una giornata clemente quantomeno, e quindi lo spettacolo è garantito. Se il meteo è clemente, lo spettacolo è garantito. Ci aspettiamo almeno, io credo, 100.000 persone lungo tutto il percorso, parlo dalla partenza all'arrivo. Avremo decine di migliaia, credo, di sloveni, perché ci sarà Roglic, speriamo ci sia, insomma, fino alla alla nostra tappa di Tarvisio. Ci saranno anche tanti austriaci e arrivano da tutta Italia, perché gli appassionati seguono anche tutto il percorso del Giro d'Italia, e avremo chiaramente i nostri friulani, avremo i triestini, i goriziani e i pordenonesi, insomma vogliamo avere tutta la regione a Tarvisio quel giorno. Beh, bello, perché insomma Tarvisio si trasforma in questi giorni, anzi potremmo definire che è continua trasformazione, perché è un paese bellissimo, andate lì sia inverno che d'estate, insomma è bello provare, anzi molto spesso proprio perché siamo in regione in qualche modo forse non ci rendiamo conto di queste grandi bellezze che abbiamo, no? Sicuramente è vero, Tarvisio è un crocevia, è posto sui 3 confini, lo sappiamo, è conosciuto da molti come il Monte Lussari, ma io credo che il 28 maggio, cioè il giorno dopo la tappa, sarà conosciuto da molte più persone, anche perché avremo ben 6 ore, se non 7, di diretta Rai, quindi credo che Rai e Eurosport.
Quindi avremo un grande, certo, avremo una grande ecco, possibilità di essere visionati da tutto il mondo, anche perché ricordiamo che poi è tutto il mondo che trasmette. Andrea, intanto noi logicamente sai che il 27 ti stresseremo, noi vorremmo essere direttamente lì con te, quindi faremo in modo di essere lì con te in qualche modo, tanto hai visto che ormai con le grazie alle tecnologie possiamo rubarti 2 minuti, anche perché così piace, proprio perché alle persone piace questo. Intanto io ti auguro un bellissimo, insomma adesso in questo momento un bellissimo lavoro fino ad arrivare al 27, ma intanto ci terremo aggiornati. Grazie mille, grazie a voi e a presto. Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0, ma tra poco altre news, perché parliamo di cosa? Beh, parliamo di basket, quindi tra pochissimo.